fuori legge il 28enne poliziotto che ieri sera a Paese ha travolto e ucciso con l'auto il 17enne di Morgano, Davide Pavan. L'investitore arrestato tornava da una festa con gli amici del rugby. È stata la fidanzatina di Davide a dare per prima l'allarme, poi l'arrivo dei genitori. La mamma è svenuta per lo shock, la rabbia dello zio. Non si può morire così, il cordoglio della questura di Treviso, siamo vicini alla famiglia. I carabinieri di Cittadella stanno passando al setaccio le immagini di sorveglianza della zona dove è stata investita Gabriella Beltramello, la 73enne uccisa in bicicletta da un pirata della strada. La sicurezza stradale come materia in aula per i ragazzi, il progetto primo in Italia firmato dal Veneto con le concessionarie autostradali e l'ufficio scolastico regionale. Hanno percepito il reddito di emergenza per oltre 200.000 euro, ma non potevano ottenerlo perché già a carico dello Stato. 101 richiedenti asilo individuati dalla Guardia di Finanza. Adunata nazionale degli Alpini, 1 milione di spettatori incollati alla TV ieri per seguire la diretta non stop dello sfilamento delle penne nere sulle reti media nord-est. Si chiama Vela 4 All ed è un simulatore per avvicinare allo sport della vela i pazienti paraplegici e tetraplegici dell'Oras di Motta di Levenza. Il progetto è di Andrea Stella. Buonasera, ben ritrovati TG Veneto. Partiamo come sempre con il sondaggio che vi abbiamo proposto per la puntata di Ring di questa sera. A scuola e al lavoro con la mascherina, questo è il tema, questo è il quesito che vi proponiamo per il sì, quindi se la vostra risposta è affermativa componete lo 0422 16 26 691, se invece è negativa 0422 16 26 690. Questo è il quesito e ovviamente l'esito lo saprete in diretta questa sera durante la puntata di Ring. E come avete sentito dai titoli apriamo con un'ampia pagina di cronaca. La prima notizia ci porta a Paese. Era condotta da un poliziotto della questura di Treviso messosi al volante in stato di ebbrezza l'auto che ieri sera ha travolto e ucciso un 17enne in scooter a Paese. Partiamo da qui. Io ho visto troppi pezzi di motorino là, andava troppo forte. Si può correre a 200 all'ora, a 150 all'ora così. Alessio Pavan ha visto il nipote steso a terra senza vita ieri sera in via Olimpia a Paese. Non erano neppure le 23 quando sul tratto davanti alle Serre Gazzola la Volkswagen condotta da un poliziotto di 28 anni della questura di Treviso, Samuel Seno, che si era messo poco prima al volante in stato di ebbrezza, affrontando una curva ha invaso la corsia opposta scontrandosi con lo scooter di Davide Pavan, 17 anni appena, di Morgano, che tornava dalla casa della fidanzatina a Castagnole. L'impatto è stato devastante, l'auto ha terminato la sua corsa sulla pista ciclabile. Davide è stato sbalzato di sella e per lui è stato vano ogni disperato tentativo di rianimazione. Sottoposto dai carabinieri all'alcol test, l'automobilista è risultato avere nel sangue un tasso di alcol di circa 1,5 microgrammi per litro, vale a dire 3 volte il consentito. L'incidente è successo perché questo personaggio qua correva così forte che lui non ha visto nessuno e corri. E cosa hai trovato? Ho trovato Davide. Che Davide comunque era sulla sua strada, lui è andato tutto dall'opposto, ma come si fa ad andare di là? Uno così alla fine, non so neanche come farà a vivere uno così. È stata la fidanzatina a notare, geolocalizzando il telefono, che Davide era fermo da una decina di minuti nello stesso tratto e al papà ha detto si sarà rotto lo scooter, andiamo a vedere, ma arrivati sul posto si sono trovati di fronte a una scena straziante. Che ragazzo era Davide? Davide? Ma era tranquillo, speciale. Si voleva un bene con sta morosetta, guarda. Si volevano veramente bene. Il poliziotto alla guida dell'auto è stato arrestato per omicidio stradale e posto agli arresti domiciliari, una vicenda che ha profondamente sconvolto la questura trevigiana. Ho seguito la vicenda da ieri sera, sono estremamente addolorato per il lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo. Esprimiamo tutto il nostro dispiacere, il nostro, anche di tutti gli appartenenti qua alla Polizia di Stato, in particolar modo della questura di Treviso, e siamo dispiaciuti del coinvolgimento di un nostro collaboratore.
A Cittadella, ora nel Padovano, dove ieri è stata investita e uccisa da una pirata della strada Gabriella Beltramello, 73 anni, era un'ex infermiera. I carabinieri stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. È caccia il pirata della strada che nella tarda serata di sabato in via Cesaretta a Cittadella ha investito Gabriella Beltramello, 73 anni, ex infermiera dell'ospedale cittadino. La donna, dopo una notte di agonia, è spirata domenica mattina. I carabinieri della compagnia di Cittadella in queste ore stanno visionando tutte le immagini delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private della zona per cercare di raccogliere elementi utili ad identificare l'investitore che si è dato alla fuga senza nemmeno prestare soccorso all'anziana. Il corpo di Gabriella Beltramello, ferita a terra, è stato notato da un passante che ha subito allertato il 112. Secondo i militari dell'Arma è altamente improbabile che la persona alla guida non si sia resa conto di aver investito una donna. Gabriella Beltramello stava tornando a casa dopo essere stata dal figlio con i nipotini. Poche pedalate ancora e sarebbe arrivata a casa dove l'aspettava il marito e l'altra figlia. L'impatto con l'auto pirata è stato così violento da provocarle ferite gravissime che poi l'hanno portata alla morte. Intanto la sicurezza stradale approda sui banchi di scuola. Oggi la firma di un protocollo regionale. Vediamo di cosa si tratta. Parte la nuova campagna regionale sulla sicurezza stradale con la novità dei messaggi veicolati in contenuti e percorsi didattici nelle scuole all'interno delle ore di lezione di educazione civica per oltre il 500.000 di studenti veneti. Il progetto riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi complessivamente e potenzialmente può raggiungere tutti i nostri studenti, sia delle scuole statali che paritarie. E in realtà il progetto cerca di mettere assieme competenze tecniche e contenuti, messaggi fondamentalmente da dare in tema di educazione stradale e modi comunicativi e didattici affinché questi contenuti arrivino efficacemente ai nostri studenti. Tornano così le auto accartocciate e incidentate fuori dalle discoteche e con esse anche gli spot shock con immagini inquietanti su come la distrazione alla guida possa rendere una persona anche meno amata. Soltanto alcune del corollario di iniziative del progetto pilota in tutta Italia con il Veneto capofila e che vede insieme con la scuola le società autostradali e la nostra regione. Non dimentichiamoci che ad esempio la scuola è chiusa d'estate, ma sono aperte le discoteche, quindi sono luoghi di aggregazione importanti per comunicare con i ragazzi. Oggi la firma del protocollo per l'insegnamento dell'educazione stradale tra i giovani. E quindi i budget non saranno più singoli budget investiti per iniziativa a tutela della sicurezza stradale, ma sarà un unico budget che verrà poi gestito in base a, alle esigenze del mondo della scuola, che intercetta e parla a 561.000 ragazzi. Restiamo lungo le strade, percorrenza lungo la A4, pari ai numeri pre-Covid nel 2022, quindi pari ai numeri del 2019, così il dirigente della concessionaria autostradale Brescia-Padova oggi a Palazzo Balbi, a Venezia. Traffico in aumento lungo la A4 con il numero dei veicoli e mezzi che ha raggiunto e talvolta superato quelli pre-Covid del 2019, a dirlo l'ultima indagine condotta dalla concessionaria autostrada Brescia-Padova. Il 2022 più o meno è iniziato nella stessa maniera, siamo ancora un pochino sotto rispetto al 2019, ma sempre sulla componente leggera, mentre sulla componente pesante continuiamo a essere superiori al 2019. Già dal 2021 sostanzialmente il traffico è ritornato quasi a valori pre-pandemia. Nel 2021 siamo stati leggermente inferiori al 2019, noi come riferimento usiamo sempre il 2019 che è l'anno senza il Covid. E l'anno scorso abbiamo avuto circa un 9% in meno di traffico complessivo, però la cosa significativa è che abbiamo avuto un 13% in meno sul leggero, ma addirittura positivo sul pesante. Cioè in realtà il pesante è addirittura tornato a valori e ha superato valori pre-Covid. Segnale che mette in evidenza in particolare di come il traffico leggero al momento risenta molto anche del caro carburanti. Che ha inciso tantissimo, e poi le abitudini sono cambiate, c'è lo smart working, c'è stato un afflusso turistico inferiore, però
ottimisticamente diciamo che stiamo tornando ai valori pre-Covid. Si rafforza invece la circolazione del traffico cosiddetto dei mezzi pesanti. Il traffico industriale sta girando piuttosto significativamente. E con l'aumento del traffico autostradale tra tutti emerge infine un altro dato: la distrazione per l'uso del telefonino tra le cause del 50% dei sinistri mortali. Lo chiamiamo osservatori stile di guida. Praticamente con un'azienda specializzata su questo tipo di servizio facciamo un rilievo con postazioni fisse e mobili. Postazioni fisse sono come degli autovelox che controllano alcuni indicatori. Mobili banalmente è proprio una macchina che in maniera anonima gira lungo l'autostrada e rileva i comportamenti degli utenti. Hanno chiesto e percepito il reddito di emergenza, ma non ne avevano diritto perché erano ospiti dei centri di accoglienza. Si tratta di 101 migranti che sono stati identificati dalla Guardia di Finanza. Hanno percepito senza averne i requisiti il reddito di emergenza, misura stabilita dal governo nel 2020 e successivamente rinnovata per sostenere le persone e le imprese in difficoltà economica a causa della pandemia. Sono 101 i migranti individuati dalla Guardia di Finanza di Treviso quali indebiti percettori della misura di sostegno per un totale di oltre 200.000 euro. Non ne avevano diritto in quanto privi di uno dei requisiti principali, ovvero la non ospitalità presso strutture poste a carico integrale dello Stato, quindi oltre a quelle sanitarie anche i cosiddetti centri di assistenza, centri di accoglienza straordinaria per stranieri. I 101 soggetti sostanzialmente erano soggetti provenienti da paesi dell'Africa centrale e subsahariana che erano alloggiati presso i principali centri di accoglienza straordinaria della provincia. Dalla caserma Serena all'ex Zanusso alle strutture di accoglienza di Vittorio e Onè. Alcuni di questi 101 stranieri sono ancora ospitati nei centri, altri se ne sono nel frattempo andati. Tutti sono stati individuati e segnalati alla prefettura di Treviso. Per l'irrogazione delle relative sanzioni, che arriveranno fino a 600.000 euro, oltre che la segnalazione all'INPS per il recupero delle somme sin qui indebitamente percepite dai soggetti e l'immediata interruzione dei relativi contributi ancora in essere. Non è escluso che l'indagine abbia un seguito volto ad accertare se vi siano anche altre persone coinvolte nella frode. È chiaro che sostanzialmente possono esserci degli sviluppi che ci riserviamo di produrre e finalizzati proprio all'individuazione di un eventuale sistema posto a sostegno di queste condotte illecite. Siamo alla durata nazionale degli alpini che ieri il gruppo Media Nord-Est ha seguito, lungo sfilamento, oltre 10 ore di diretta, ci avete premiato seguendoci, abbiamo totalizzato oltre 1 milione di telespettatori. Nel 2020 e nel 2021 ha partecipato attivamente alle iniziative proposte dalle istituzioni a causa della pandemia di Covid-19 con più di 1.000 volontari sparsi su tutto il territorio della provincia. Una diretta non stop seguita da 1 milione di telespettatori per le emittenti del gruppo Media Nord-Est che hanno seguito il lungo sfilamento delle penne nere a partire dalle 9 del mattino, realizzando così con oltre 10 ore di diretta il 71% di share di tutte le emittenti locali del Veneto. 100 anni con i nostri vecchi, altrettanti ci auguriamo con i nostri giovani. Su alla croce barbaria, se tu sei spossente, tu vola via, ma qua le radici ci sono tutte, qua la storia c'è tutta. Lo spirito di sacrificio e abnegazione dei nostri alpini, valori che da sempre veicolano attraverso il loro operato quotidiano nella comunità. Li abbiamo visti impegnati nei centri vaccinali, tirarsi sulle maniche, rimettere in piedi un ospedale in pieno Covid al servizio delle persone più fragili, quando in pieno lockdown c'era bisogno di tutto, cibo, mascherine e medicinali. Alpini sempre pronti per le missioni di pace, sempre pronti sì, ma per le missioni di pace. Direi che è una bella affermazione, direi che è un'affermazione che merita una sottolineatura, merita il riconoscimento che a distanza di 100 anni dalla propria Costituzione l'Associazione Nazionale Alpini si è guadagnata sul campo.
Il gruppo Media Nord-Est, da sempre a fianco delle penne nere, ha voluto raccontare passo dopo passo questo ritorno alla normalità. Una donata finalmente in presenza, seguita da oltre 1 milione di telespettatori grazie alle televisioni del gruppo Media Nord-Est. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Riprendiamo dal Covid. C'è il bilancio delle farmacie del Veneto con oltre 8 milioni di tamponi effettuati, più di 130.000 vaccinazioni, il bilancio dell'attività di un anno, e poi a settembre potrebbero tornare in campo anche per somministrare la 4ª dose a tutti. Un autunno da 20 milioni di contagi, a poche ore dalle dichiarazioni del presidente AIFA Giorgio Palù, che ha annunciato per settembre la valutazione sull'eventuale somministrazione della 4ª dose a tutta la popolazione. Il virologo Fabrizio Pregliasco scommette sulla stagionalità del virus, avvertendo del possibile rialzo dei contagi con la fine dell'estate. E se la 4ª dose è già sdoganata per fragili e ultra ottantenni, saranno con tutta probabilità medici, infermieri e farmacisti i prossimi a ricevere il vaccino aggiornato con la variante Omicron. Ci sarà una chiamata generale per quel che riguarda il nostro comparto. Probabilmente nell'autunno rivedremo una recrudescenza. Sarà da capire se appunto rimarremo su delle varianti che saranno gestibili a livello domestico, come sta avvenendo adesso per la Omicron, e quindi il sistema sanitario non riceverà un grande impatto. E nel momento in cui decideranno per la 4ª dose per tutti, chiedo che chiederanno una mano alle farmacie, e le farmacie risponderanno presente. Una campagna, quella vaccinale, che nelle farmacie del Veneto ha raggiunto numeri da record. 31.000 vaccini, le farmacie che sono state attive da questo punto di vista sono state 284, in parte o in toto. Così come importanti sono i numeri dei tamponi. In Veneto, nel periodo della pandemia, dal 29 di dicembre, quando è stata autorizzata la somministrazione dei test antigenici rapidi in farmacia, fino al 28 di aprile, quindi fino all'altro ieri, sono stati eseguiti 8.435.000 tamponi. ULSS Scaligera al primo posto per tamponi effettuati nelle farmacie, Marca Trevigiana al secondo posto con 1.670.000 tamponi effettuati. Si chiama Vela for All ed è un simulatore per avvicinare allo sport della vela i pazienti paraplegici e tetrapledici dell'Oras di Motta di Livenza. Il progetto è di Andrea Stella. Nautica e disabilità si incontrano nel nuovo progetto Vela for All, con un unico scopo: migliorare la qualità di vita delle persone con paraplegia e tetraplegia. 8 pazienti dell'Oras di Motta di Livenza impareranno ad andare in una piccola barca a vela grazie a delle sedute di allenamento su di un'imbarcazione della classe ANSA installata su un simulatore. Durante le lezioni verrà ricreato anche il vento. Dopo un mese di corso agli allievi sarà possibile anche la prima uscita in mare. Quindi una persona che muove solo il mento riesce da solo a guidare la barca. Si realizza un sogno. Si realizza un sogno, perché per avviare una persona alla vela, quando ci sono queste limitazioni così importanti, serviva una struttura come Oras, quindi un ospedale riabilitativo che mettesse insieme le competenze dei velici, della Lega Navale, dello Spirito di Stella, insieme a quelle mediche e fisioterapistiche. Con il supporto di un'equipe medica multidisciplinare completa e di tecnici di straordinario valore si potrà ridare nuove prospettive di vita ai pazienti in riabilitazione. In particolare quelli che hanno lesione dei 4 arti, per cui i tetraplegici. Vorremmo provare in loro dei sistemi di comando e vedere come questo tipo di attività possa facilitare, diciamo così, la qualità di vita di loro una volta ritornati a casa. Partiamo proprio dal medico, dal fisioterapista, che ci daranno la garanzia che quello che stiamo facendo non crea innanzitutto un danno alla persona, funziona e va bene. E quindi per questo è sperimentale, per questo è unico a livello mondiale. Siamo soddisfatti perché siamo riusciti a mettere insieme le risorse del nostro ospedale, dell'iniziativa Lo Spirito di Stella, della nostra ULSS e della Lega Navale, quindi tanti attori diversi, compreso il produttore della barca a vela, e che si è reso molto disponibile
per questa sperimentazione e anche poi per implementarne l'uso nel futuro nella pratica quotidiana. Il mare è un ambiente libero e senza barriere. Navigando puoi dimenticarti della sedia a rotelle, tornare a un grande senso di normalità. D'ora in poi il sogno di alcuni pazienti potrà diventare realtà. Sicuramente sarà una bella esperienza. L'appuntamento questa sera è con Ring, ci saranno ospiti del vice direttore Ferdinando Avarino, il senatore Luca De Carlo, Fratelli d'Italia, Alberto Villanova, Lega e Vanessa Camani del Partito Democratico, poi Fausto Biloslavo, collega giornalista del Giornale, e Sebastiano Favero, presidente nazionale ANA. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'alta pressione si consolida su tutta la penisola, assicurando tempo stabile e via via più caldo. Avremo infatti un assaggio d'estate con valori da mese di giugno. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 10 maggio evidenzia una situazione del tutto tranquilla. Tanto sole con cielo sereno, seguito da alcuni temporanei addensamenti sulle zone montane dove nel pomeriggio non si escludono degli acquazzoni. Temperature in aumento, minime tra 10 e 15 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 26 gradi con punte di 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, cielo limpido, ma nelle ore pomeridiane qualche rovescio non si esclude sui rilievi. Temperature minime sui 13-17 gradi, massime sui 24-27 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, sole protagonista con cielo sgombro da nubi, salvo per qualche addensamento ma innocuo. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime sui 26 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.